Rimane in carcere il trentenne albanese domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare nel territorio nazionale, che armato di pistola lunedì scorso ha esploso 3 colpi di arma da fuoco a pochi passi dal liceo Oberto durante una violenta rissa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia non ha risposto alle domande del magistrato, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. Lui ha, sostanzialmente spiegato il motivo per cui ha usato, quell'arma a mero scopo difensivo dopo aver subito l'aggressione da parte di 4 soggetti, peraltro e non 3 come originariamente si era detto. Dal video si vede che sono 4, soggetti che aggredivano il mio assistito, lo zio e l'altro amico, e dice che nel momento in cui, ha visto che appunto c'erano questi coltelli e che lo zio era stato gravemente accoltellato, ha deciso di prendere questa pistola, di tirarla fuori e sparare dei colpi. In ospedale lo zio del trentenne, operato la stessa notte dell'aggressione, e un amico che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore e per il quale potrebbe scattare un fermo. Una rissa sanguinosa scoppiata verosimilmente per una donna. Nessun motivo legato alla droga, ci spiega il legale del trentenne. A fuggire dal luogo della violenza 4 connazionali. In un video è stato ripreso istante per istante il litigio finito nel sangue. Dal video emerge, diciamo, l'arrivo di tutti i soggetti coinvolti, che vengono ripresi anche in maniera assolutamente nitida. Si vede l'inizio della colluttazione, dopodiché la scena si sposta fuori campo, quindi si perdono le fasi salienti, diciamo, di quella colluttazione. Si vede poi oggettivamente il mio assistito con l'arma che esplode quei colpi d'arma da fuoco, non all'indirizzo, lo ribadisco, questo è importante, dei contendenti, ma solo al fine di disperdere, diciamo, la folla. Dopo aver esploso i colpi con una pistola a salve clandestina ma modificata per sparare, il trentenne è stato raggiunto dai 4 albanesi che con un calcio lo hanno disarmato e poi lo hanno colpito con un coltello. Poi sono fuggiti. La custodia in carcere è motivata dal pericolo di fuga e reiterazione del reato. L'uomo è accusato di rissa, detenzione abusiva di arma, danneggiamento ed esplosione di colpi. L'avvocato Serpico ha già annunciato che farà ricorso contro l'ordinanza.